Diletta Miatello è stata condannata a 28 anni di carcere per aver ucciso la mamma Mariangela Sarto, 84 anni, e aver ferito gravemente il padre Giorgio Miatello, 89 anni, morto 2 mesi dopo l'aggressione. L'ex vigilessa di San Martino di Lupari è stata giudicata in primo grado dalla Corte d'Assise del Tribunale di Padova. Il pubblico ministero aveva chiesto per la donna l'ergastolo e 6 mesi di isolamento diurno per l'omicidio dei genitori colpiti a morte mentre stavano dormendo il 27 dicembre del 2022. L'aggressione nella casa di San Martino di Lupari, la madre finita mentre era a letto nella camera al piano superiore, il padre massacrato di botte mentre dormiva in divano. L'arma del delitto, cocci e suppellettili trovati in casa. Il processo ha ricostruito il rapporto turbolento tra Diletta Miatello e i genitori, con cui litigava spesso per ragioni di soldi, ma le radici del rancore sembra risalissero all'infanzia, caratterizzata da momenti difficili e comportamenti violenti del padre, confermati anche dalla sorella di Diletta, che quella mattina del 27 dicembre 2022 scoprì la mattanza. Diletta Miatello quel giorno aveva impedito alla badante di entrare in casa, poi aveva preso l'auto e si era rifugiata in un motel di Romano De Zelino, dove l'hanno trovata i carabinieri che erano arrivati sul luogo del delitto.